Meno male che qualcuno si è fermato alle strisce pedonali. Qua rispettano tutte le strisce pedonali. Nell'occhio destro però. Salve Antonino! Ciao Antonino, come va? Bene. Allora io ti ho chiamato oggi per dirti che c'è una ragazza interessata a te. Sei contento? Sì. Per cui l'appuntamento è al Bartucano. Al Bartucano. Tu come sei? Motorizzato? Con la bici. Con la bici. Allora che facciamo? Ci vediamo direttamente Sì, al ne vediamo Bartucano. Va al bene? Bartucano. Ok, ti aspetto lì. Va bene. Non tardare, ti sta raccomando. bene, sta bene. Permesso? Vito, si può? Ecco qua, vieni. Roberta, ti presento Antonino. Lei è Roberta, lui è Antonino. Accomodati. Antonino, accomodati qua. Io mentre mi vado a prendere un caffè, metto il microfono qui così voi se avete qualcosa da dire. Rimango io, dai, rimango io. Va bene. Io mi vado a prendere un caffè, va bene? Accomodate. Fate con comodo. Conga. E allora, buonasera Antonino. Ciao Vito. Roberta, come vedete siamo di nuovo qua. Come promesso abbiamo fatto l'incontro per Roberta e per Antonino. Come ti dicevo, Antonino già qualche volta ti aveva già visto qua dentro. Mi aveva espresso il desiderio di conoscerti, ma io giustamente non posso andare più di tanto. Visto che tu hai fatto questa piccola avanza di conoscere Antonino, visto che l'hai visto ballare, abbiamo fatto questo incontro. La prima impressione di Antonino. Simpatico. Antonino mio, tu bello tranquillo, come hai ballato, hai fatto bene. Perdermi, naturalmente, La prima impressione di famose Roberta. parole di conoscenza. Simpatico. Soltanto simpatica, Bella. molto bella, Molto perché ha bella. bei occhi. Io ho parlato bene di te, quindi adesso non mi fare sfigurare. Vi lascio ad Alberto così sa cosa chiedervi per farvi conoscere meglio. Va bene Roberta? Antonino, Alberto, tutto tuo. Ciao. Allora, io passo da quell'altra parte così ti posso parlare meglio e guardo meglio anche Roberta perché ha degli occhi bellissimi. Allora, Antonino, ti piace Roberta? Sì. Sì. C'è niente da dire? C'è niente da dire, dico, No, su Roberta? no, Completamente. niente. Giusto? Vabbè, Roberta, vuoi fare qualche domanda ad Antonino particolare? Non so, vuoi sapere qualcosa di lui? Fai. Qualsiasi domanda tu gli devi fare, lui è disposto a risponderti, giusto? Sì.
Allora, Intanto vuoi sapere che lavoro fai, perché io non lo so. che lavoro fai, La Antonino? forestale. Lavora alla forestale. Alla forestale. Quanto siete in famiglia voi? Noi due, io e mia sorella. Sono due praticamente, lui e sua sorella. Poi qualche altra domanda, fai tranquillamente, qualsiasi tipo di domanda vuoi fare, la puoi fare tranquillamente, che lui è disposto a risponderti. Giusto Antonino? Sì, Cosa ti piace fare? Cosa ti piace fare? Cosa ti piace fare? so come piace fare tutto. Parla più forte che non ti Tutto, sentiamo. tutto. Gli piace fare tutto praticamente. Eh, Dai, qualsiasi domanda, non ti preoccupare, non avere limiti. Qualsiasi domanda vuoi fare, fai tranquillamente. Sei un po' emozionata, vero? Non fa niente, ti posso capire. Vuoi sapere se lui è stato sposato in passato? Se è stato fidanzato, sposato? sì. Vuoi sapere questa cosa? T'ho capito io. Allora, Roberta vuole sapere se tu in passato sei stato sposato, No. separato, No, non so, ne- magari ne- sei vedovo. Senza né fidanzato. Sei signorino praticamente. Senza fidanzato Perfetto. né niente. Perfetto. Sei stato fidanzato in passato, lo vuole sapere? No, niente. Mai. Niente. Cioè tu non sei stato mai fidanzato? No. Sei praticamente vergine, giusto? È vergine. È una cosa buona, è difficile. Trovare un uomo vergine al giorno d'oggi è una cosa molto Cara, difficile. infatti. Molto probabilmente vorrà, insomma, credo che vorrà essere sverginato naturalmente. Da te? Non so, vuoi fare qualche altra domanda? Fai tranquillamente. Tu basta che mi dici Bic, io già praticamente ti capisco e gliela faccio io, dai. Non lo so, so che hai 40... Quanto ne hai? 48 49? L'età precisa, 40 senza rubare. 49. 49. Aveva rubato uno, però Ah, ecco. 49. Stiamo bene. Non ti rubiamo più. Però non li dimostra, vero? Li porta abbastanza bene. Sì. Poi? Questi baffi li devi tenere per tanto tempo? A te non ti piacciono i baffi? No, Perfetto, assolutamente. tu hai ascoltato bene. A Roberta i baffi non piacciono E le uova. e levamo, dice. Problemi non ce n'è. Si leva tutto lui. Basta che tu dici sì, ok? Hai la patente? La prendiamo, non ti preoccupare, cioè, problemi non ce n'è. Per prendere non ce n'è. La patente non ce l'ha, però è disposto naturalmente a prenderla. Giusto? Poi No, io ce l'ho la patente, però non c'ho macchina, attenzione. te la compra lui. Giusto Antonino? La accattiamo, ma non ce n'è problema. Che tu c'hai la patente, la macchina la compriamo, non ce n'è problema. Disposizione, vedi, senti. Giusto? Problema. Allora, poi? A questo punto? Sì. Cioè, mi sembra che lui si è messo a disposizione, giusto? Si può sapere dove abiti precisamente? Dove c'è il beneficio Oddo? Rone Palma. Aspetta, no, dove è via... A Rione Palma. sì, questa qua è una è via Michele Amari e l'altro è via... Non mi ricordo come si chiama sta strada ora. Sì, l'ho capito dov'è. Comunque, penso che abitate nelle vicinanze, sia tu che lui. Sì. Siete vicini? Meglio, giusto Antonino? Meglio. Cioè, la conoscenza può essere fatta molto più Ma lui pensa accurata. che l'ho visto. Com'è? Io penso che a lui l'ho già visto, sopra forse qualche autobus. Tu vai spesso in autobus? Sì, Una volta ogni tanto, quando il mezzo di trasporto non gli funziona, lui usa l'autobus. Ecco, che io tanti anni fa abitavo a Rione Palma, ma poi me ne sono andata, per questo conosco a lui. Sì. Ecco. Ti è sempre piaciuto? Sì, Ti ha attirato sempre praticamente. sì, ma io Ti ha ispirato sempre simpatia, lo so, ma io sono timida, eccetera. D'altronde perché sono qui io? troppo timida. Per risolvere questo problema, giusto? Sì. Va bene, vuoi fare qualche altra domanda? Non so, quali sono i suoi hobby, se gli piace ascoltare la musica e quale gli piace ascoltare. Allora, quali sono i tuoi hobby? ascoltare la musica. Sì.
Tipo, quale musica? Guarda che. Cioè, principalmente ti piace la musica, non so, romantica? Romantica. La musica classica ti piace? Sì, pure. La musica classica. Perché a lei piace la musica classica? Pure. Giusto Roberto? Sì, e anche il rock. E anche il rock. Rock. Ti piace la musica Sì, rock? Sì. Lui ha detto che ci piace tutto. Buono. Perfetto. Lui praticamente, parlo io per lui, giusto Antonino? Vuole dire che lui è disposto a fare qualunque cosa, giusto? Sì. Eh? Sì. Qualsiasi cosa che piace a te, piace a lui, giusto? Sì. Perfetto. Ok, Allora, mi potete frequentare? per me sì. Sentito? E per me pure. Perfetto. Abbiamo finalmente fatto un incontro con Antonino e Roberto. Grazie al Tucano ha colpito ancora. Due piccioncini, li state vedendo, si stanno conoscendo e adesso con il passo felpato vediamo cosa succede. Fate finta che non ci sono, stanno arrivando 2 caffè per voi. Io ecco qua i 2. Signori, sono una bella coppia. Si sono appena conosciuti, come vedete si stanno conoscendo, una bella coppia di amicizia, chissà, magari un domani dall'amicizia nascerà una simpatia, poi non si sa, se magari il nostro Antonino, la nostra Roberta, vero Roberta? Sì. Che te ne pare? Per me per ora va bene. Quindi sei disposta a scambiare il numero di telefono con Antonino? Perché no? E tu? Io ho disposto di mandarci il numero di telefono. Io volevo fare una domanda ad Antonino. Poco fa ho sentito per sfuggita che a Roberta i baffi non piacciono. Ma tu da quanti anni porti i baffi? Io, da 4 anni. Quindi toglierli non succede niente? Signori, Strano Amore Siciliano fa fare delle cose fuori dal normale. Come vedete è disposto a tagliarsi i baffi. Chissà come sarà, lo vedremo.
Vito Tucano. Oh yeah.